Una realtà da sempre vicina al ciclismo giovanile, il gruppo sportivo Cicli Carube, che organizza a Paganico la seconda trofeo Sagra del Tagliarino, seconda Coppa Sanital Light, gara riservata alla categoria giovanissimi, che si è svolta nella località di Paganico presso la Sagra del Tagliarino. Organizzazione a cura del gruppo sportivo Cicli Carube, con la partecipazione del gruppo donatori di sangue di Paganico e la Sanital Light. Da ricordare anche i salumi benvenuti, la Favilla Pastificio ed ancora l'agenzia Bei Viaggi Team e ovviamente Terme Idraulica Fratelli Moncini, la casina di Lorenzo, la Scarpa di Carta, Impresa Edile Vettori e la DM Cicli. Categoria giovanissimi in scena con le 6 gare che andremo a seguire nella nostra sintesi a partire dalla G1 fino alla G6 nel circuito che sarà teatro di tutte queste manifestazioni. La giuria è composta dal presidente di giuria Viola Tofani ed il giudice di arrivo Fiorenzo Pieragnoli. È presente il presidente del comitato provinciale della Federciclismo Gianfranco Battaglia. Un buon successo organizzativo per questa gara. Il circuito sul quale gli atleti andranno a misurarsi misura 1,7 km, quindi un circuito anche abbastanza lungo che quindi non sarà ripetuto molte volte, tant'è che la G1, e sarà la prima prova che andremo a seguire, compierà un giro di questo circuito. Intanto gli atleti si stanno disponendo sulla griglia di partenza, sono gli ultimi attimi prima dell'inizio della gara e come vedete ci sono i direttori sportivi e tutti i dirigenti e i genitori che stanno dando le ultime raccomandazioni ai ragazzi. Categoria G1 che vede alla via 12 atleti maschi e una ragazza. Lo starter ufficiale della manifestazione è Roberto Lencioni, celebre Carube, che è anche l'organizzatore di questa manifestazione. Tutto è pronto per l'epilogo, ovviamente una tornata, avevamo già detto, quindi al prossimo passaggio ci sarà la conclusione. Ed è un atleta del pedale Pietrasantino che è solitario al comando, Lorenzo Bertelli, che va a vincere davanti a Lorenzo Bertuccelli della Regolo Cinquale. Terzo Matteo Cocchiola della Ciclistica Mobiliari Ponzacco, quindi quarto Daniele Martinelli della Carube Progetto Giovani e quinto Riccardo Nicolò Simonetti, sempre della stessa formazione. Tra le ragazze la vittoria invece è andata a Sofia Fioravanti del Velo Club Carrara 1961. Archiviata quindi la prima gara di giornata con gli atleti che continuano a tagliare il traguardo, spostiamo l'attenzione sulla seconda prova, quella riservata alla categoria G2. In questo caso i partenti sono stati 25 per quanto riguarda la categoria maschile, 5 per quanto riguarda quella femminile. 2 tornate del circuito per un totale di 3 km e 400 metri. Gli atleti sono già disposti in griglia di partenza. Lo starter ufficiale della manifestazione della prova in questa batteria sarà Matteo Francesconi, assessore all'ambiente del comune di Capannori, che abbasserà la bandierina del via. Eccoci qua, partiti ufficialmente gli atleti della categoria G2, 2 tornate per questi ragazzi che tra 3 km e 400 metri concluderanno la loro prova. Vi ricordo, stiamo seguendo le immagini della seconda edizione del trofeo Sagra del Tagliarino a Paganico. Transitano intanto gli atleti con il gruppo che praticamente viaggia compatto. Davvero bello il colpo d'occhio, tanti partecipanti in questa batteria della G2. Vediamo le maglie proprio della formazione di casa, la Carube Progetto Giovani, transitare di fronte alla nostra telecamera. La prova è valida anche come seconda Coppa Sanital Light. Eccolo qua Gianfranco Battaglia, presidente del comitato provinciale di Lucca della Federciclismo,
che è presente alla corsa. Intanto tutto è pronto per la conclusione. Lanciata la volata, è un atleta in casacca proprio Carube Progetto Giovani, Leonardo Sica, che va a vincere davanti a Thomas Mostri della Regolo Cinquale Pontremolese. Terzo Fabio Del Medico del pedale Pietrasantino. Quarto Santiago Di Riccio, sempre della Carube Progetto Giovani. E quinto Alessio Lippi del team Stradella. Tra le ragazze invece la vittoria di Martina Castagna della Regolo davanti a Lara Di Francesco dell'Unione Ciclistica Piano di Mommio. Terza Rebecca Poli del pedale Pietrasantino. Quarta Maia Duccini della Pozzese davanti alla compagna di squadra Federica Magri. Abbiamo archiviato la prova della categoria G2, iniziamo ad entrare nel clima della categoria G3, terza gara in programma. Atleti che hanno 9 anni di età e sono già disposti nella griglia di partenza. Vedete le maglie della Carube Progetto Giovani in forze in questa categoria, che schiera al via un totale di 14 atleti maschi e 5 femmine. Sono già disposti sulla griglia di partenza gli atleti e le atlete in attesa del via. C'è anche un momento di riposo, lo vedete da queste immagini, per questi ragazzi prima della partenza ufficiale. Ed è Gianfranco Battaglia insieme a Matteo Francesconi, assessore all'ambiente del comune di Capanno, ad abbassare la bandierina del via per questi ragazzi. 3 giri. Del circuito che misura 1 km e 700 metri. Vedete la partenza che è avvenuta velocissima nonostante il gruppo viaggi compatto a 2 tornate dal termine. Al prossimo giro suonerà la campana e poi la conclusione con Roberto Lencioni che osserva lo svolgimento della manifestazione e informa gli sportivi sull'andamento della corsa. Guardate l'andatura velocissima, anche se il gruppo si mantiene compatto in questa fase. È attesa quindi la conclusione della prova ed eccoci qua con la maglia della Carube Progetto Giovani di Edoardo Cipollini, che va a vincere davanti al compagno di squadra Tommaso Pini. Terzo è Andrea Cima della Regolo Cinquale. Quarto Federico Grossi della Carube Progetto Giovani. Quinto Tommaso Baldi del Velo Club Carrara. Tra le ragazze il successo di Rebecca Tomei della Carube Progetto Giovani davanti alla compagna di squadra Nicole Frugoli. Abbiamo archiviato anche la categoria G3 e ci apprestiamo a seguire la quarta gara in programma, quella riservata alla categoria G4. Categoria G4 che vedrà al via 15 atleti maschi e 3 ragazze. I giri da compiere saranno 5 per un totale di 8 km e 500 metri. Ultime fasi prima del via. Anche in questo caso sono rappresentate da numerose formazioni. Abbassata la bandierina in questo frangente e gli atleti lasciano la zona di partenza per disputare la corsa che, come vi ho detto, si svolgerà sulla distanza di 8 km e 500 metri, pari a 5 giri del circuito che misura 1 km e 700 metri. Sono in 7-8 adesso gli atleti che guidano la corsa. Quando siamo al passaggio, poco più indietro altri ragazzi. Andatura che è stata subito veloce già nel primo giro. Siamo 4 tornate dalla conclusione. C'è stata una notevole selezione nella categoria G4. Vi ricordo atleti che hanno compiuto o che compiranno prima della fine del 2014 10 anni di età. Si concludono i passaggi in zona arrivo e siamo al suono della campana. Esposto un giro al termine, quindi 1 km e 700 metri alla conclusione, con il gruppo che adesso si è un po' rinfoltito sulla testa della corsa, mentre vediamo anche le ragazze, in questo caso Giada Manfredi della Regolo Cinquale, transitare di fronte alla nostra telecamera, più indietro tutti gli altri. Ormai ultime battute di gara, arriva anche la moto che chiude i passaggi all'ultimo giro e a questo punto siamo pronti per la conclusione con la bella volata di
Alessandro Romeo Zanetti della Stradella, che precede Filippo Ricci della stessa formazione, davanti a Davide Leonardi del pedale Pietrasantino. Quarto Tommaso Poli, sempre del pedale Pietrasantino. Quinto Andrea Sanginpietri del team Stradella. Nella categoria femminile invece Suami Quaroni della Regolo Cinquale, precede Rebecca Tabucchi della Pozzese e Angelica Biagi del pedale Pietrasantino. Questo è l'epilogo anche della prova riservata alla categoria G4. E adesso ci attendono le ultime due gare in programma, quella riservata alla categoria G5, atleti che hanno compiuto, che compiranno 11 anni di età nel 2014, e poi alla categoria G6 con atleti che hanno compiuto, che compiranno 12 anni di età nel 2014. Prima di passare alla cronaca della categoria G5, che vede in partenza 16 atleti maschi e 4 femmine, in programma 6 giri del circuito di 1 km e 700 metri per un totale di 10 km e 200 metri. Vi ricordo la classifica per partecipazione. La formazione più rappresentata è stata la Carube Progetto Giovani con 23 partecipanti, davanti al pedale Pietrasantino con 16, il Velo Club Carrara con 15 e l'Unione Sportiva Pozzese sempre con 15. Intanto entriamo nel vivo della prova riservata alla categoria G5, penultima gara in programma quest'oggi, e vi ricordo anche la classifica a punteggio al termine delle 6 gare, classifica per società, che ha visto la Carube Progetto Giovani davanti a tutti con 34 punti, davanti alla Regolo Cinquale con 33, il pedale Pietrasantino con 22 ed il team Stradella con 21. Nel frattempo, con la gara riservata alla categoria G5, ci stiamo portando alle ultime battute. Il plotone sta viaggiando compatto, l'andatura è abbastanza blanda in questo frangente e per il momento non ci sono stati allunghi degni di nota. 2 tornate al termine quando abbiamo visto il passaggio. Siamo ormai in vista dell'epilogo e del suono della campana per quanto riguarda questa gara. Vedete gli atleti che hanno iniziato la fase di studio prima poi di un eventuale arrivo in volata, o se qualcuno riuscirà ad anticipare lo sprint. Inizia quindi l'ultimo giro, 1 km e 700 metri alla conclusione. Intanto il pubblico sul traguardo sta aspettando l'epilogo. Lanciata la volata, andiamo a seguire la maglia del team Stradella. Si tratta di Matteo Lapo Bozevic, che va a vincere davanti a Federico Galeotti della Regolo Cinquale. Terzo è Mattia Dani del Velo Club Carrara. Quarto è Elia Tarabella della Pozzese. Quinto Matteo Zanetti del team Stradella. Tra le ragazze invece il successo di Giada Manfredi della Regolo Cinquale Pontremolese, davanti a Jessica Fiorini della Carube Progetto Giovani e Jessica Dani del Velo Club Carrara. Questo quindi anche il risultato completo per quanto riguarda la penultima gara in programma, quella riservata alla categoria G5. Adesso non ci resta che seguire la prova degli atleti della categoria G6. Io vi ricordo ancora una volta che stiamo seguendo le immagini del secondo trofeo Sagra del Tagliarino, seconda Coppa Sanital Light, organizzazione a cura del gruppo sportivo Cicli Carube. La gara si è svolta a Paganico di Lucca, riservata alla categoria giovanissimi. Nel frattempo gli atleti che saranno al via della prova della categoria G6 saranno 22 atleti maschi, 2 le ragazze. In programma 9 tornate del circuito che misura 1700 metri per un totale di 15 km e 300 metri. Tra gli sponsor a fianco dell'organizzazione vi ricordo, oltre alla Sanital Light e alla Sagra del Tagliarino, Salumi Benvenuti, Pastificio Favilla ed ancora Bei Viaggi Team, Termoidraulica Fratelli Moncini, la Casina di Lorenzo, la Scarpa di Carta, Impresa Edile Vettori e la DM Cicli. Questi sono gli sponsor che hanno reso possibile, assieme all'impegno dei volontari del gruppo sportivo Cicli Carube, la realizzazione di questa manifestazione.
Intanto il pubblico sta seguendo la prova riservata alla categoria G6, lo vedete da queste immagini, il plotone continua a viaggiare compatto in questa fase di corsa. La velocità è notevole, nonostante ciò però nessuno riesce a fare la differenza. Adesso ci prova un atleta, ma il suo vantaggio è minimo. Dietro una coppia e poi più indietro invece il gruppo, che comunque in questa tornata si è notevolmente allungato. La selezione la fa, oltre che la velocità, anche i chilometri che pian piano aumentano nel corso della prova. Ormai ultime battute per la categoria G6, con il plotone che nel frattempo si è ricompattato e adesso conta un totale di circa 15 atleti, 2 giri al termine nel frattempo, con altri atleti leggermente attardati, e tra non molto suonerà la campana e quindi inizierà l'ultimo giro per quanto riguarda la categoria G6. Inizia infatti l'ultima tornata con il plotone che continua a viaggiare compatto, e a questo punto ci attendiamo una volata di gruppo a conclusione della prova riservata alla categoria G6. Ricordiamo anche l'impegno dell'azienda Caselli al fianco della organizzazione. Tutto è pronto per l'epilogo, il rettilineo finale è pronto ad applaudire l'ultimo vincitore di giornata. Lanciato lo sprint con Tommaso Dati che vince della Pozzese davanti ad Alessandro Fruzzetti del team Stradella, terzo Samuele Olivi del pedale Pietrasantino, quarto Luca Masnadi della Regolo davanti al compagno di squadra Edoardo Paolini. Tra le ragazze invece il successo di Elena Federico del gruppo sportivo Claudia davanti a Matilde Maffei. A questo punto diamo la linea alle interviste del dopocorsa agli organizzatori. Roberto Lencione della Ciclica Rube, di fatto è soprannominato Carube, Roberto. Roberto, una bella manifestazione anche quest'anno con l'apporto della Sacra, tanti ragazzini, tanta gente. Sì, dai, siamo contenti. È andato tutto bene, il tempo sta tenendo proprio in extremis, anche il ragazzino che era caduto, l'unico neo della giornata, non è stato niente, l'hanno rimandato dall'ospedale, tutto a posto. Siamo contenti, un grazie agli sponsor, un grazie ai collaboratori che ci hanno dato la possibilità di fare questa gara qui, perché altrimenti da soli sarebbe un casino fare le corse, e un grazie a tutti i bambini che hanno partecipato alla manifestazione e alle società. Quest'anno, Roberto, ti ho fatto un'innovazione, tu hai dato il gelato a tutti i bambini. Ma sì, grazie all'appoggio della gelateria di un mio amico di Lucca che si è proposto col vecchio carrettino a dare un gelato artigianale a tutti. È stata una bella cosa simpatica e da ripetere, un esperimento da ripetere. Allora questo progetto giovani che va sempre avanti e appuntamento al prossimo anno. Sì, appuntamento al prossimo anno, speriamo ancora con delle novità, dai. When everybody's still at my dawn of a new day, dawn of a new day.